Paolo Bettio. Allora, quali le principali novità di questa Volksbank Reyer School, di questa edizione? Beh, senz'altro quella di avere 64 istituti, che questo è un numero molto impegnativo, siamo passati dai 57 dell'anno scorso, siamo arrivati a 64 e questo per noi è sintomatico del fatto che c'è una veramente attenzione su queste cose, piace questo tipo di percorso che noi stiamo facendo fare a questi istituti e quindi insomma è già questo un dato molto importante. Poi ci sono delle componenti tecniche, se vogliamo, che sono quelle che durante la partita non possono essere schierati più di 3 giocatori che possono avere già avuto delle esperienze importanti su dei tornei ufficiali, proprio per cercare di compensare quello che può essere un istituto che magari ha più giocatori che giocano a livelli molto più alti, perché il nostro obiettivo non è quello agonistico, quello di creare un campionato, ma quello di coinvolgere le persone che magari non giocano, non partecipano sul campo, ma partecipano con il tifo, con tutto quello che è l'altra componente per noi importante, che è coinvolgere il più possibile i ragazzi. Ci saranno anche dei nuovi gadget e anche un totem per le scuole. Sì, questa è un'altra delle novità, al di là poi di quello che noi diamo alle scuole, che tipicamente sono sempre delle cose che possono essere utili alla scuola stessa, ma quest'anno, visto che ci sono appunto degli istituti che utilizzano la Rescue Cup proprio come un elemento qualificativo del loro percorso formativo, abbiamo creato un totem in maniera tale che la scuola può metterlo all'ingresso, insomma alla sua reception, per marcare il fatto che partecipa alla Rescue Cup e così anche per renderlo fare un po' di comunicazione all'interno dell'istituto stesso. Ma le partite non si disputano solo sul parquet, ma anche fuori, perché i ragazzi potranno, per esempio, fare anche i giornalisti. Assolutamente, cioè c'è la componente, come abbiamo detto, prettamente agonistica, però ogni istituto deve essere organizzato esattamente come una scuola, cioè come una squadra vera e propria, quindi deve avere dei cheerleader, deve avere l'ufficio stampa, deve avere chi si occupa dei social, quindi un'organizzazione che va a estendersi oltre quello che è il parquet. I temi scelti proprio per chi vuole provare a fare il giornalista sono anche temi molto importanti. E quale parola migliore di quella di un coetaneo, per dire un proprio coetaneo, no al bullismo, al cyberbullismo, per esempio? Sì, questo è un elemento che è stato inserito quest'anno anche su richiesta di altri media che hanno voluto, diciamo così, premiare in prospettiva chi fa delle attività specifiche su questo tema. Cioè, sappiamo che il cyberbullismo, il bullismo in generale, è non voglio dire una piaga, ma forse è ancora peggio della nostra società. Dobbiamo trovare tutti noi una modalità di sconfiggerlo e per fare questo l'unica maniera è parlarne. Noi abbiamo una platea molto importante che sono i giovani, sono questi potenzialmente 50.000 ragazzi a cui noi ci rivolgiamo, e quindi una platea assolutamente fondamentale per cercare di parlare di questi temi. Ultimo ma non da meno, un ringraziamento per gli sponsor sempre più numerosi. Se non ci fossero loro probabilmente faremo gran fatica a fare questo e sono assolutamente determinanti. Ogni anno se ne aggiunge qualcuno di importante, questo proprio testimonia il fatto che hanno un ritorno non solo di immagine, ma proprio un ritorno quasi etico, se vogliamo. E chi approccia a questo tipo di evento che noi facciamo lo fa proprio con questo aspetto, non tanto quello di comunicare semplicemente, di farsi conoscere, ma proprio perché condividono quelli che sono i nostri significati.